Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è buono il segnale. E al comando ci va Babel VL nei confronti di Azzurra Tab e Beautiful Trio. Più indietro Attalo in quarta posizione. Vediamo Beautiful Trio all'esterno che va sul leader Babel VL, in seconda posizione Azzurra Tab lungo la corda, mentre Beautiful Trio risale al largo. È seguito ora da Attalo, mentre in terza posizione lungo la corda vediamo il numero 10 Tommy che precede Kanaka OP. Cavalli che hanno completato i primi 400 in 37 e ora sono sulla seconda piegata. Beautiful Trio all'esterno di Azzurra Tab, se ne vanno i 600 intanto in 46,6. Attalo in seconda posizione lungo, cioè all'esterno, mentre Azzurra Tab rimane in scia al leader Babel VL che completa i primi 800 metri di gara in 1,2. Non cambia nulla tatticamente, con le prime posizioni che non cambiano, non c'è movimento neanche a centrogruppo, il ritmo è costante. Dopo un 37, un 31,3, ora un parziale in 15,1, però 1,17,1 il passaggio ai 1000 metri iniziali con Beautiful Trio che rimane all'esterno di Babel VL. Lungo la corda c'è Azzurra Numero Tab, 8 Titano Baldini squalificato. mentre all'esterno sono Attalo e Carastella. Più indietro anche Caruso Grad che è in quarta pariglia, tanto un parziale ancora in 15. Beautiful Trio sempre all'esterno di Babel VL quando siamo al paletto dei 600 metri conclusivi. Babel VL non ha ancora accelerato completamente, ora sull'allungo di Attalo, cerca di scappare via. Attalo avanza con estrema decisione, a 400 dal palo, Attalo va a prendere sotto tiro Babel che si getta di galoppo. L'errore di Babel, Numero Attalo 3 Babel VL squalificato. cerca di superare Azzurra Tab, ma si è trovato Babel VL tra i piedi. E ora vediamo tentativo ancora di Attalo rinnovato di andare su Azzurra Tab. Attalo insiste sul traguardo. Attalo di precisione riesce probabilmente a vincere. L'arrivo è molto stretto, poi per il testo forse Zero Gravity riesce a emergere fra gli altri. Andiamo a rivedere l'arrivo. Con l'errore, come vedete, di Babel VL, ha sbagliato sulla curva finale. Si difende Azzurra Tab, attacca Attalo, i due alle prese. E vediamo sul traguardo l'impressione che Attalo passi sopra su Azzurra Tab, terzo posto per Zero Gravity, che precede Kanaka OP e Biruleo. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo, ancora ovviamente ufficioso. Impressione che Attalo abbia vinto e andiamo a vedere ora il rallenti che ci viene, anzi il fermo immagine che ci viene riproposto. Attalo passa proprio in prossimità del palo, quindi Roberto Vecchione ancora a segno, Attalo torna così alla vittoria. Triplo per Roberto Vecchione in giornata. Il training è quello di Marino Lovera e la scuderia quiriniana a segno che raccoglie anche il terzo posto con Zero Gravity.